Eder, Mech, Pallister. Io per la verità proprio questa mattina facevo una considerazione e allora col senno di poi sono passati 3 anni e mi chiedo sempre di più come la procura quando ha fatto le prime indagini possa aver pensato a un suicidio, perché oggi se vogliamo troviamo Liliana in 2 sacchi di immondizia in una discarica buttata proprio là letteralmente come un cane e secondo me è stata denigrata e umiliata, buttata apposta là e soprattutto l'occultamento di cadavere, tutto è stato fatto e inscenato da una banda di balordi, perché non sono neanche dei professionisti, sono dei balordi che strada facendo hanno messo, inscenato, recuperato, girato, poi sono entrate le TV, eccetera. Una banda di balordi poteva fare questo. Quello che io poi mi chiedo, mi faccio queste riflessioni, com'è possibile che se Liliana si fosse suicidata, cosa che non ci crederò mai, ma poteva incontrare anche un pazzo, come qualcuno ha detto, sa, del parco ex-OPP, un disgraziato, ma l'avrebbe lasciato lì, l'avrebbe uccisa e lasciato lì. Vogliamo metterla sotto un altro profilo? Una banda, come dicono, perché chissà che intrallazzi, l'avrebbero fatta sparire. Liliana non sarebbe stata più ritrovata né dopo 2 giorni, né dopo 20, né dopo 50. Non avremmo più ritrovato Liliana. E un'ultima considerazione che proprio in questi giorni, sapete voi che mi frulla la testa in continuazione, viene sempre detto dal coniuge riguardo alla telefonata dei 16 minuti che può essere qualche cosa di strano successo tra Claudio e Liliana, a parte che è Liliana sempre che cercherà Claudio, no? Perché dopo quella telefonata ai 16 minuti gli scrive: guarda, sono in relax qui in sauna, dopodiché scrive a me verso le 16:30, questo è lunedì 13, e mi manda la fotografia di una crema che le avevo chiesto la mattina, cioè vuol dire mi dà sempre l'impressione di una Liliana tranquilla. Dopodiché però cosa succede? Che dalle testimonianze delle persone viene detto che Sebastiano quella sera era nervoso a cena, guardava sempre il cellulare, poi l'altro signore dice che discutevano fuori dal portone di casa, poi ci viene detto, man mano che proseguiamo negli anni, ci viene detto che Lilli piangeva, che Lilli aveva uno stalker. Allora questa è la mia domanda oggi. Parliamo di oggi. Lilli dice alle 8:22 del 14 dicembre a Claudio: guarda che passerò la Wind, ritarderò, ne parliamo dopo. Ecco, oggi mi frulla in testa questo ne parliamo dopo, nel senso che Liliana ha tutte le intenzioni quella mattina di vedere Claudio, perché altrimenti non avrebbe detto ne parliamo dopo. Ma soprattutto quello che mi viene da pensare che fra la sera della cena, fra la notte che piangeva e la mattina succede un qualche cosa che farà cambiare a lei la mattina, perché dice ne parliamo dopo, cioè in quel frangente dalla sera alla notte e alla mattina succederà qualche cosa a Liliana per fare e cambiare quella mattinata. Infatti dirà a Claudio che ne parliamo dopo. E io questo, è inutile che ci fossilizziamo sul fatto che va la Wind o non va la Wind, dobbiamo fossilizzarci oggi che ne parliamo dopo, perché qua c'è tutta l'intenzione di questa donna di uscire di casa e di andare da Claudio, questo è un dato oggettivo. Voi dite sì, ma lo dice Claudio, ma se per questo anche Sebastiano dice l'ho vista bella tranquilla, mi salutava coi topolini. Quindi o facciamo par condicio uno e l'altro, oppure dobbiamo tenere per buono quello che dice Claudio e quello che dice Sebastiano. Il fatto che lei dice che ne parliamo dopo vuol dire che è successo qualche cosa tra la sera, che lei non vedrà Claudio la notte e la mattina, alle 8:22 lei che chiama Claudio che ne parliamo dopo. Secondo me questo dato è passato molto inosservato, invece oggi ha per me un grande significato. Scusate, ma volevo dire queste mie 2 riflessioni, che sono dei balordi
chi ha fatto e compiuto questa azione omicidiaria nei confronti di Lili con l'occultamento di cadavere. Poi sempre dobbiamo tenere presente, perché farla ritrovare dopo 21 giorni? Perché non farla ritrovare subito? Ma perché poi farla ritrovare? Che senso ha? Ciò che dice Gabriella si lega a una cosa che io sostengo dall'inizio. Liliana solo quella mattina alle 7 viene a sapere che per una qualche ragione deve raggiungere Sebastiano o incontrarsi con Sebastiano per andare alla Wind. Ovviamente questo rientra in un piano più ampio messo in atto da qualcuno. Altro punto, il ritrovamento del corpo. Se voi dovete attraversare una città con un corpo, forse fate bene a disfarvene, ma nel caso di Liliana Resinovic, quando viene lasciata, ormai Trieste è finita e siamo alle porte del Carso, quindi chiunque avrebbe facilmente potuto continuare il suo tragitto in auto, si trovava delle vere e proprie montagne davanti e lì avrebbe lasciato il corpo. È chiaro quindi che una banda di criminali improvvisati non avrebbe avuto nessun interesse nel far ritrovare il corpo, a differenza di qualcuno che mirava alla sua successione ereditaria. In quel caso, come abbiamo sempre detto, bisognava trovare il corpo per non aspettare 10 anni. In alternativa estrema, ovviamente il ritrovamento del corpo, quindi il fatto che fosse stato trovato in un posto così vicino, tutto sommato, alla residenza, sarebbe compatibile con la solita infausta e allontanata da tutti ipotesi del suicidio. Se c'è un caso che non ha certezza è proprio questo. L'unica cosa ferma è la morte asfittica. Liliana Resinovic è morta per asfissia. Aspetteremo ancora questi 15 giorni, abbiamo aspettato 3 anni, siamo fiduciosi, noi l'abbiamo detto da subito, anche per come è stata conservata ci sono tante anomalie e speriamo che anche su quello, sul confunzionamento dentro la bara, chi di dovere faccia le sue indagini, perché lì c'è qualcosa che non va da subito. Perché se Liliana fosse stata conservata, come detto dalla dottoressa Kercia, probabilmente il suo corpo non sarebbe stato in cattive condizioni e quindi avrebbe potuto fornire molte più cose. Quindi se sbaglio è stato, io spero che gli inquirenti, visto che stanno indagando, spero a 360 gradi, facciano anche questo, perché se è stata l'agenzia pagherà l'agenzia. Se c'è qualcos'altro sotto deve venire fuori, perché noi comunque non ci fermiamo, comunque noi andiamo avanti. Io anche nel corso della mia vita ho fatto delle scelte, dico la verità, sono state anche pesanti, però ho scelto la libertà. Ecco, e per Liliana diciamo che le hanno proprio tranciato le ali, non le hanno permesso di vivere i suoi sogni. Liliana avrebbe potuto, ripeto, vivere da sola, vivere con Claudio, non lo so, sarebbe stata una scelta comunque sua. Noi chi siamo, lo dico sempre, ripeto e ripeterò fino a non so, finché ho fiato, chi siamo per poter giudicare Liliana che si è trovata un compagno per gli ultimi anni da vivere con lui, anziano, ma chi siamo? Liliana poteva vivere da sola, Liliana poteva sposarsi, Liliana poteva divorziare, Liliana avrebbe potuto vivere con il marito, ma se ha fatto queste scelte evidentemente qualcosa non andava fra loro, non andava per lei, magari non per lui, questo non lo sappiamo, però una donna oggi, soprattutto una Liliana che ha lavorato tutta la vita, quindi ha dovuto fare risparmi, ha vissuto in famiglia, ha sempre avuto un pensiero per i genitori, ha aiutato i genitori, la madre, che da quello che poi sono venuto a conoscenza o altro, e comunque ha vissuto in una famiglia molto particolare, molto difficile nell'infanzia. Quindi tutto questo non ha aiutato le sue scelte. Liliana aveva bisogno probabilmente di spaccare delle catene che sono virtuali, non so, sono catene che hai dentro e che non è facile, lo puoi fare magari a 20 anni, a 30, non esiste un momento giusto per spaccare le catene, però quando viene una donna ha diritto di vivere la sua vita. Ripeto, Liliana è arrivata evidentemente a un punto per quanto riguarda lei di non ritorno, voleva condividere questa vita con Claudio e a parte tutto, vedete, col senno di poi 3 anni comunque avrebbero potuto condividere un qualche cosa. Liliana non aveva problemi finanziari, non aveva bisogno di appoggiarsi a Claudio perché, non so, non aveva soldi per vivere. Liliana veramente non aveva bisogno di nulla, Liliana doveva vivere solo i suoi sogni.
E qualcuno, ripeto, questa banda dei balordi, perché la dico adesso io, la banda dei balordi, le ha spento le ali, le ha spenta, l'hanno spenta. Liliana non si è suicidata, Liliana l'hanno spenta. Ecco, questa morte asfittica è stata spenta come un interruttore. E io sono convinta che lei vedrà anche negli occhi il suo assassino. Questo è una cosa che mi porto da 3 anni dietro e non riesco a accettare un'amica, una donna, perché ripeto, tante volte sono stata, mi hanno fatto la punta quando ho detto poteva succedere anche a me. Certo, poteva succedere anche a me, a una semplice pensionata come me. Cosa è successo veramente? Non possiamo accettare un suicidio, ma in quelle proprio adesso con tutte queste cose che sono emerse ormai non è possibile più accettare un suicidio. No, ma già quella volta veramente non era proprio da accettarlo. Però adesso io sono convinta che la procura e gli investigatori hanno tanti dati in più per poter tirare le somme in un altro modo. Ecco. Intanto, secondo le solite voci di Ripostiglio, anche l'esame del microbiota proveniente dall'Inghilterra confermerebbe la morte fra il 3 e il 4 gennaio. Ma parliamo sempre, ricordiamo, di ipotesi e voci di Ripostiglio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.